Mentre gli altri bambini giocavano a Need for Speed con la PlayStation, lui si metteva davvero al volante, vincendo gare e partecipando al campionato italiano AC Karting insieme a gente come il figlio del campione finlandese di Formula 1, Mika Häkkinen. Il bambino prodigio in questione, oramai 17enne, è Alex Lorenzato e il volante che adesso stringe tra le mani non è più quello di un kart, bensì di una Fiat Uno Turbo prima serie. Dopo l'ottimo piazzamento lo scorso anno al Trofeo del Nord di Autocross, competizione che si svolge in pista su fondo sterrato, quest'anno Alex è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, portando a casa una medaglia d'oro con 2 gare di anticipo. Non era aspettato, ecco, non era così semplice, però nonostante questo ce l'abbiamo fatta. Residente a Stropari di Tezze sul Brenta, il ragazzo, aiutato dal padre, è stato il più giovane corridore italiano nella sua categoria. Insomma, gli indizi per sbilanciarsi e parlare di un piccolo prodigio su 4 ruote ci sono e come. Anche perché a tutto ciò va aggiunto un altro particolare non da poco, e cioè che essendo 17enne Alex non ha la patente e non può guidare al di fuori del circuito di gara. Tradotto, non può provare la macchina durante la settimana come fanno tutti gli altri piloti ed è costretto a fare esperienza direttamente in pista, oppure accontentandosi di sfrecciare con il joystick alla mano davanti alla TV. Sì, questa è la parte più bella, più divertente, che impari un po' a fare gli assetti, però non è mai come la realtà quello che ti trovi dopo in pista. In pista ti trovi il bagnato, l'asciutto, lo sterrato magari un po' più farinoso, quindi ci sono tante cose che non provando la macchina al di fuori del tracciato è difficile per strada. E allora un pilota dal grande futuro davanti. E allora, restando a parlare proprio di futuro, svelaci quali saranno i tuoi prossimi impegni per il 2020. Per il 2020 passiamo a fare rally, avendo la patente l'anno prossimo. Ce ne sono 5 rally in programma, però quello più sentito, quello che vogliamo di più è il rally di Bassano, che è un sogno nel cassetto da quando sono piccolissimo. Quindi sì, sarà una grande emozione correrlo, sarà anche molto difficile perché avendo tutti gli amici di casa, anche tutti gli amici che mi hanno seguito quest'anno nelle gare dell'autocross, sarà molto difficile, sarà un'emozione. Il rally di Bassano non è semplice, è una gara molto difficile.